Brutto incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 14 all'altezza del chilometro 68 nel territorio di Fossalta di Portogruaro. Erano da poco passate le 8:20 quando due automobili si sono scontrate frontalmente provocando gravi conseguenze. Coinvolti nello schianto una coppia di anziani diretta verso il mare e un giovane che procedeva in direzione opposta dalla Tisana verso Portogruaro. L'impatto è stato particolarmente violento e ha fatto finire l'auto della coppia, una Volkswagen, in un fossato a bordo della carreggiata. Abbiamo sentito un grosso boato, un tonfo netto, quando sentiamo questo rumore di precipitarci e vedere poi la situazione come sia. E abbiamo capito subito che c'era qualcosa di grave, che era successo qualcosa di grave. Un mozzo della ruota anteriore di un'auto si era completamente staccato e quindi da lì abbiamo capito che c'era qualcosa di grave. Ho chiamato subito il 118 e con l'operatore abbiamo prestato subito il pronto soccorso a una coppia. La signora accusava dei dolori alla schiena. Ad avere la peggio è stata proprio la donna, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro sono intervenuti rapidamente per liberarla utilizzando cesoie e divaricatori idraulici. Contestualmente sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza supportati dall'elisoccorso decollato da Treviso. Una volta estratta, l'anziana è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri, pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La strada infatti è rimasta chiusa fino alle 11 con forti rallentamenti e disagi al traffico per tutta la mattinata. Non è la prima volta che ci capita di assistere a degli incidenti. Primo è l'alta velocità, secondo sicuramente sarà la distrazione alla guida e poi abbiamo fatto presente che, come potete vedere anche qua sulla strada c'è una linea continua in prossimità di un'intersezione, di un distributore. Le persone sorpassano e non si rendono conto che dall'altra parte ci possa essere una persona che si è già immesso nella carreggiata e quindi gli scontri frontali possono succedere molto più frequentemente, insomma.